Buongiorno e ben ritrovati in diretta su shritalia.com, il canale di informazione che abbiamo attivato a marzo dello scorso anno. Tutti i giorni in diretta, dal lunedì al venerdì, dalle 12 alle 12 e un quarto d'ora di approfondimenti, aggiornamenti e curiosità su tutto ciò che riguarda il mondo del lavoro e il mondo dell'impresa. La puntata del mercoledì è divisa in tre parti: una prima parte dedicata alle novità dell'ultima ora, una seconda parte con un focus sul webinar del giorno e una terza parte dedicata alle segnalazioni dal nostro magazine laborability.com. Passiamo alla prima parte dedicata alle notizie dell'ultima ora. Ristori quinques. Nella giornata di oggi è previsto l'ok da parte del Parlamento allo scostamento di bilancio per 32 miliardi di euro. Sono le somme destinate ai nuovi ristori che verranno inseriti appunto nel quinto decreto detto ristori quinques. Ci sono già delle novità al tavolo del governo. La prima dovrebbe riguardare la platea dei beneficiari, non solo le imprese ma anche i professionisti questa volta, e dovrebbe esserci un nuovo metodo di calcolo per comprendere la platea dei beneficiari. O l'ultimo semestre del 2020 oppure l'intero fatturato annuo. Diversa anche la misura di calcolo, non si dovrebbe più guardare al fatturato ma ai costi fissi. Potrebbe esserci anche una novità per quanto riguarda la modalità di pagamento, un'opzione tra l'accredito del contributo a fondo perduto oppure un analogo credito d'imposta. È prevista per fine mese l'adozione di questo quinto decreto ristori. Somministrazione a termini, è questa un altro argomento al tavolo del governo. Infatti allo studio la possibile proroga della deroga alle causali per il rinnovo e la proroga dei contratti a termine. Per questo argomento è stata pubblicata ieri una ricerca condotta dall'Università Roma 3. Qual è il dato interessante? Che negli ultimi 30 giorni di scadenza dei contratti, i contratti a termine sono stati rinnovati o prorogati nel 30% dei casi, mentre i contratti dei lavoratori interinali sono stati prorogati o rinnovati nel 60% dei casi. Si va quindi verso la proroga della deroga all'esonero delle causali per il rinnovo e per la proroga di questi contratti fino a tutto il 2021, questo chiaramente per favorire l'occupazione e la flessibilità. Decontribuzione Sud, l'INPS è intervenuta con un nuovo messaggio. Abbiamo visto la scorsa settimana con Valentina Fabruzzo quelle che sono state le prime indicazioni per quanto riguarda la decontribuzione Sud alla 13ª mensilità. Con il messaggio del 15 gennaio l'INPS ribadisce che si può applicare anche alla 13ª mensilità facendo riferimento ai ratei di ottobre, novembre e dicembre 2020, mentre, ed è questa la novità, per quanto riguarda il recupero e il conguaglio si potranno operare nella denuncia di gennaio 2021. Le FAC archiviano gli interpelli. Vi segnaliamo questo articolo del Sole 24 Ore di oggi, che riguarda i dati sugli interpelli resi dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro dal 2017 ad oggi. Si è assistito infatti ad una decrescita del numero degli interpelli resi dall'Ispettorato dal 2017 sino ad oggi, quando sono praticamente spariti. Sono aumentati invece le risposte ai singoli quesiti specifici, che tuttavia non hanno la diffusione al pubblico ma sono rivolti semplicemente al soggetto richiedente. Sono poi esplose le FAQ del sito del Ministero. Questa nuova tecnica tuttavia, come riporta l'articolo, non è esente da critiche, soprattutto perché l'effetto dell'interpello è molto importante, perché esonera l'azienda o il professionista dalle sanzioni civili e amministrative nel caso
in cui ci si uniformasse alle indicazioni contenute nell'interpello. Venendo meno questa tecnica divulgativa, viene meno anche la scriminante riguardo alle sanzioni. Lavoratori intermittenti e DVR. Si è espresso con una nota l'Ispettorato Nazionale di Lavoro su un quesito presentato dall'Ispettorato di Torino in merito ai lavoratori intermittenti, in particolare con riguardo alla sanzione della trasformazione del rapporto a tempo indeterminato nel caso in cui non venisse adottato il DVR. Il quesito era il seguente: la sanzione si applica sia nel caso di mancata adozione o anche nel caso in cui il DVR sia incompleto? Con la nota l'Ispettorato Nazionale precisa che chiaramente in caso di mancata adozione del DVR si ha la sanzione e quindi la trasformazione del rapporto. Tuttavia non si può ritenere incompleto il DVR nel caso in cui siano previsti i rischi connessi alle specifiche mansioni e siano individuate le varie misure di prevenzione e protezione e che l'esposizione ai fattori potenzialmente dannosi non risulti essere in alcun modo correlata alla peculiare tipologia contrattuale. Trasferimento senza consenso. Segnaliamo due importanti pronunce della Corte di Cassazione che riguardano il lavoratore che beneficia delle previsioni di cui alla legge 104 per accudire un familiare disabile grave. La prima riguarda il caso in cui il lavoratore viene trasferito ad una unità produttiva più vicina al domicilio del familiare ma senza il proprio consenso. La Corte di Cassazione precisa che il diritto a non essere trasferito senza il consenso non può subire alcuna limitazione in caso di mobilità connessa ad ordinarie esigenze tecnico-produttive dell'azienda. È appunto una previsione speciale. E il fatto che il lavoratore venga trasferito ad una unità più vicina al domicilio, alla dimora del familiare che richiede assistenza, richiede comunque il consenso da parte del lavoratore. La seconda pronuncia, che è del 18 gennaio, ha riguardato questo quesito. Il lavoratore ha sempre il diritto ad essere trasferito in una unità produttiva più vicina a casa? È il caso opposto. In questo caso è il lavoratore a chiedere di essere avvicinato ad una unità produttiva più vicina alla dimora del familiare. La Corte ha stabilito che non è un diritto incondizionato, infatti non può ledere in modo significativo le esigenze organizzative e produttive del datore di lavoro, traducendosi in un danno per l'attività aziendale. Vediamo ora i webinar di questa settimana. Incominciamo oggi con i licenziamenti collettivi, chiusure aziendali, quali soluzioni per le imprese in difficoltà. Domani con Valentina Fabruzzo, costo del lavoro e budget, tutte le agevolazioni e incentivi per il lavoro nel 2021. Di cosa parleremo oggi pomeriggio con Simone Cocchetto e Sergio Turchetto? La situazione che stiamo vivendo e che purtroppo vivremo è una situazione certamente difficile. Molte aziende saranno costrette a chiudere l'attività o singole unità produttive. Saranno coinvolte in importantissime operazioni di ristrutturazione, procedure di mobilità, licenziamenti collettivi. È necessario arrivare preparati e pronti a tutte queste situazioni. Quali sono gli strumenti giuridici, quali sono le procedure? Le vedremo oggi assieme a Simone Cocchetto e Sergio Turchetto. Passiamo ora alla terza parte di questa puntata. Vi segnaliamo ora due contributi tratti dal nostro magazine laborability.com. Il primo riguarda la nascita della prima associazione sindacale dentro Google, è la Alphabet Workers Union ed è appunto la prima sigla sindacale che nasce all'interno del colosso della tecnologia. Non gode dei grandissimi numeri, ma è un dato significativo. Sono 400 iscritti su 260.000 dipendenti.
Non è un sindacato certificato, quindi non può obbligare la società ad intavolare una contrattazione formale, ciò non toglie che possa spendersi all'interno dell'azienda con le proprie battaglie sindacali. Su cosa verteranno queste battaglie? Sui principi di etica del lavoro e di non discriminazione, per avere un ambiente di lavoro in cui non ci sia alcun tipo di discriminazione legata all'età, al sesso, all'orientamento sessuale o alla disabilità. Vi è poi un principio importante che viene rivendicato: la libertà di non lavorare a progetti non in linea con l'etica personale di ciascun dipendente. Il secondo articolo è il seguente: 7 tendenze per l'ufficio del futuro, e riporta quelli che sono i trend per i luoghi di lavoro post-Covid analizzati da Tetris Italia. Sappiamo, l'emergenza pandemica ha rivoluzionato i tempi, i luoghi e gli spazi di lavoro. Questo ovviamente ha comportato necessariamente una rivisitazione dei luoghi e degli spazi di lavoro. Molte società hanno previsto la chiusura definitiva delle sedi materiali, molti altri stanno pensando a come rimodulare gli spazi di lavoro e gli uffici in cui si lavora. Innanzitutto prevedendo un numero inferiore di dipendenti in presenza, magari con una sede centrale più grande e delle più piccole sedi territoriali e periferiche, con un arredamento anche modulare degli spazi interni per essere in grado di ospitare gruppi più o meno numerosi. Con l'esplosione della moda e della necessità e dei meeting da remoto sarà necessario concentrarsi anche su nuove sale riunioni dotate ovviamente di connessione, di grandi schermi e di webcam, appunto per favorire le riunioni a distanza. Ovviamente tutto questo poi riguarderà anche la rimodulazione dei singoli uffici. Questi aspetti e molti altri li trovate nell'articolo che vi abbiamo segnalati e su tutti gli articoli del nostro magazine laborability.com, che viene quotidianamente aggiornato. La diretta si conclude qui, vi aspettiamo domani sempre in diretta a partire dalle ore 12. Buona giornata.